Buongiorno a tutti, è un piacere, come si diceva anche prima, essere presenti in questa importante fiera, sapendo anche che potremo essere presenti, da quello che si capisce dalle parole del Presidente, alla prossima fiera, lancio già lì, che potrebbe essere proprio quella dei parchi, per cui insomma un altro argomento che si integra con quello che vedrete nel corso della giornata anche andremo a dire. Il paesaggio terrazzato è in questo momento un paesaggio marginale che ha avuto tutta una serie di difficoltà, però noi come Regione Veneto, come Università di Padova, l'Università di Venezia abbiamo insieme nel corso di questi quasi 10 anni che ci lavoriamo un po' a livello europeo, dal livello europeo al livello locale sostanzialmente su questo tema, abbiamo davanti a noi questa importante sfida, è che è quella di organizzare questo terzo congresso mondiale proprio qui in Italia e segnatamente nel Veneto, e organizzata ovviamente dai soggetti che ho appena detto, appunto le due università venete e la Regione. Quindi se questo è l'approdo per il momento, devo fare anche un percorso da dove siamo partiti. Sostanzialmente il paesaggio terrazzato perché è importante per noi, ma probabilmente importante non solo per noi, anche a livello diciamo più esteso. Ci siamo accorti andando a studiare un po' questi testi, un po' avendo anche rapporti con altri paesi europei, come è un prodotto che è presente su tutti i continenti, perché è il modo con cui l'uomo affronta il tema anche della sopravvivenza alimentare, quindi strappare alla montagna quei fazzoletti di terra che ti consentono di portare le tue coltivazioni e i tuoi bisogni alimentari. Questo ovviamente è una visione certamente romantica e anche passata, però rimane questo patrimonio paesaggistico che non va trattato solo come un patrimonio paesaggistico, come un patrimonio agroalimentare legato all'agricoltura, ma anche come un patrimonio idrogeologico. Sono ecosistemi senza i quali ovviamente le disgrazie che siamo abituati a commentare il giorno dopo succedono, perché nel nostro caso soprattutto il paesaggio terrazzato caratterizzato dalla muratura secca è essenzialmente strumento di drenaggio delle acque superficiali. Sappiamo come sono ovviamente negli ultimi anni cosa succede, vediamo sotto gli occhi un po' meno nella nostra realtà, non meno, ma se pensiamo a quello che succede normalmente, che è successo anche recentemente in Liguria, che è il paesaggio terrazzato che forse più rappresenta, almeno a livello nazionale, questo tema. Quindi l'idea di affrontare un tema così importante abbiamo capito che è legato a diversi fattori, abbiamo detto paesaggio, agricoltura, ma abbiamo detto anche, bisogna dire fortemente, anche identità locale. Nel paesaggio si riconoscono le popolazioni, quando le vedrete esposte magari dal canale di Brenta capirete come sia un elemento talmente pregnante nel territorio che va tutelato a prescindere da quello che si può dire fino adesso. Il contesto internazionale in cui ci siamo mossi in questi molti anni è quello che vedete alle mie spalle, quindi ci sono stati dei momenti in cui il paesaggio terrazzato è stato riconosciuto nella World Heritage List dell'UNESCO, un parco delle Cinque Terre, per essere il primo paesaggio terrazzato riconosciuto. Nel frattempo sono stati riconosciuti anche Honghe, la sede del primo convegno che appunto in Cina, questi terrazzi piani, e adesso è in corso una candidatura importante proprio nella nostra regione, che è quella di Conegliano e Valdobbiadene, il paesaggio che Valdobbiadene. In mezzo tanti progetti in cui si vedono l'università, la regione, partecipi, anche quasi senz'altro promotori anche a livello europeo, e la prima conferenza internazionale su cui le nostre intenzioni si sono condensate in un'associazione di carattere internazionale. Nasce l'International Terrestrial Landscape Association, che raggruppa tutta una serie di soggetti che sono interessati a portare avanti un certo tipo di discorso di far rivivere questo paesaggio. Quindi dal progetto ALT, che è stata un'esperienza che è durata 3 anni,
si è passati a una mappatura quasi completa del territorio veneto, l'inserimento di alcune questioni, di alcuni principi sui più importanti documenti di pianificazione territoriale, dei casi anche specifici di coinvolgimento della popolazione attraverso i nascenti osservatori. Qui vediamo il censimento, che qui sono venuti fuori dei numeri che magari forse ne farà un accenno il professor Varotto, impensabili, almeno guardandosi in giro non si pensava che ci fosse una persistenza di paesaggio, di lacerti, di paesaggi terrazzati in tutto il Veneto, che se è vero il Veneto non è la Liguria in termini percentuali, ha una caratteristica però particolare in Veneto, che il paesaggio terrazzato è presente in maniera diversa, con forme diverse, in quasi tutto il territorio veneto, dal Vicentino al Veronese, anche qui nel Bellunese abbiamo sentito, dicevo, osservatorio del paesaggio, osservatorio sperimentale di Brenta, che è stata veramente una bella esperienza, su cui si è fondata anche l'idea di un osservatorio regionale, quindi è servita proprio come esperienza alla regione per andare a affrontare il tema degli osservatori, fino alle esperienze locali dell'affidamento dei terrazzi, quindi queste microeconomie, questo ritorno alla terra, questo ritorno delle persone di buona volontà che si fanno carico con ben volentieri, ben inteso. Tutto questo percorso cosa ha portato? Ad essere chiamati come stakeholder particolarmente informati, ad essere presenti con delle relazioni alla prima conferenza sul paesaggio mondiale terrazzato che si è svolta ad Omri. Da qui siamo andati a definire un po' quello che si diceva prima, questa alleanza internazionale, questa Omri Declaration, questa dichiarazione mondiale di persone che si sentono impegnati a lavorare sui paesaggi per consegnare questo patrimonio alle future generazioni, qui evidentemente lo vedete citato nella parte della dichiarazione. In questi tralascerei tutta una serie di questioni, però Regione Veneto, Università di Padova e gli altri soggetti che vedete sono stati quelli che hanno spinto e ci hanno creduto di più a livello almeno nazionale, e hanno portato il dibattito a livello internazionale. Gli scopi non se ne perdere, comunque sappiate che questi 70 soci, che sono 70 soci attivi, stanno lavorando per cosa? Per fare questo convegno, per fare ulteriori iniziative, e quindi se qualcuno è interessato può aderire, tra l'altro si aderisce con poche righe. Si è arrivati poi a partecipare al congresso internazionale terrazze che è stato fatto a Cuzco, in Perù, quindi dopo l'Asia, le Americhe, e dato appunto il collega il professor Varotto, e da lì con l'alleanza internazionale sostanzialmente è stata presentata la candidatura, cioè hanno chiesto per l'Europa che l'Italia organizzasse un congresso internazionale, ed è stata secondo me un po' anche un riporre nei nostri confronti una certa considerazione come sistema paese, ma non solo, cioè che alla fine poi siamo quelli che hanno lavorato insieme ovviamente ad altre persone che non devo citarli, Tini Tirman, Maruia e altri, la Eper, dicendo che stanno tenendo in piedi questo impegno in maniera esemplare, perché sapete, cioè, il primo congresso si fa, ma i successivi effettivamente non è così facile poi che qualcosa. Quindi la candidatura italiana ci è stata proposta dall'Alleanza Internazionale, la candidatura veneta ce la siamo guadagnati nei confronti appunto di una presentazione formale, non è stata una cosa così scontata, c'è stata battaglia, e ora siamo ad organizzare questo congresso. Io qui mi fermerei, anche perché dovevo entrare proprio nel merito delle attività e dell'organizzazione del congresso. Grazie mille Franco. Hai detto poche